Mentre le piogge hanno concesso un respiro a diverse aree del Friuli Venezia Giulia, mentre si tirava un sospiro di sollievo per l'avviarsi verso la risoluzione della situazione critica sul Monte Mariana, l'emergenza incendi si è riaccesa a Moggio Udinese. Nel pomeriggio di martedì 18 agosto un nuovo rogo ha colpito il monte Forchiadice, sovrastante la frazione di Dordolla. L'intervento tempestivo dei mezzi del servizio aereo regionale, affiancati a terra dal corpo forestale e dai pompieri volontari, ha visto l'esecuzione di circa una settantina di sganci d'acqua in poche ore. Il massiccio lavoro aereo ha stabilizzato la situazione nella fascia inferiore del versante, anche se i focolai sulla sommità della montagna hanno continuato a bruciare. Siamo andati sul posto per verificare da vicino il nuovo fronte degli incendi. Fortunatamente l'attivazione o comunque la segnalazione è arrivata all'1:30 ieri e all'1:50 eravamo già pronti, operativi, sia a livello volontari sia l'elicottero che è arrivato qualche mezz'oretta dopo, però eravamo già pronti per permettere agli elicotteri di pescare l'acqua già in quota da un vascone fisso e essere molto veloci, cinici nell'abbattimento delle fiamme del fumo. La situazione è abbastanza circoscritta o contingentata. Grazie all'intervento ieri di un elicottero tutto il pomeriggio e parzialmente anche di un secondo, siamo riusciti a arginare molto velocemente l'incendio che si stava propagando abbastanza velocemente. Un lavoro incessante per evitare l'ampliamento del quadro, per tenere botta in vista delle nuove piogge previste. Noi a Moggio siamo molto fortunati in tal senso perché abbiamo, oltre a tutta una rete di volontariato sociale e in tutti gli ambiti, abbiamo proprio anche il corpo dei pompieri volontari che ci permette di vivere con una maggiore serenità quando ci sono queste emergenze. Sono dei ragazzi tutti del paese che si fanno veramente, come si suol dire, in quattro per risolvere delle situazioni che semplici non lo sono affatto. È logico che quando abbiamo visto anche qui un principio di incendio abbiamo iniziato a preoccuparci, però sapevamo che c'erano già delle persone che stavano agendo con cognizione di causa. Non solo Moggio, anche Forni di Sotto i residenti del posto hanno lanciato un allarme per un incendio sulla montagna, da capire se per cause naturali e dolose, che ha reso necessario l'intervento dell'elicottero per circoscrivere l'area delle fiamme.